Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. Voglio la luce accesa. La principessina adora la storia della buonanotte, ma il buio non le piace affatto. Voglio la luce accesa! Perché? Chiede il suo papà. Perché nel buio si nascondono i fantasmi, probabilmente sotto il mio letto. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono e sotto il tuo letto non c'è niente. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice l'ammiraglio. E se esistessero, dovrebbero fare i conti con il generale. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice la dottoressa. E se esistessero, ti basterebbe soffiarti il naso. Voglio la luce accesa lo stesso. Perché? Chiede la cameriera. Guarda, Birillo non ha paura del buio. Forse un pochino ce l'ho. In realtà io non ho paura del buio. Più che altro ho paura dei fantasmi. Non essere sciocca, i fantasmi non esistono, dice la cameriera. E se esistessero sarebbero molto piccoli, perché io non ne ho mai visto neppure uno. Ecco, Birillo, i fantasmi probabilmente sono molto piccoli, dice la principessa. Perciò dobbiamo stare attenti a non calpestarli. Buonanotte, sogni d'oro, dice la cameriera e spegne la luce. Clic. Scommetto che anche i fantasmi hanno paura del buio, pensa la principessina. Ah! Urla la principessina. Quello sembra proprio un fantasma. Urla il fantasmino. Quella sembra proprio una bambina. La principessina si nasconde sotto il letto e così fa anche il fantasmino. Buh! Dice la principessina. Urla il fantasmino e torna di corsa in cima al castello dove vive con la sua mamma e il suo papà. Mamma, ho visto una bambina, mamma! Non essere sciocco, le bambine non esistono. Voglio la luce accesa lo stesso, dice il fantasmino. E perché mamma non si sa mai.